Aida Giangreco, oggi Aida Bio, è un'azienda che ho il piacere di presentarvi a carattere familiare che nasce nei primi anni 70. Questa azienda ha nel tempo intercettato le esigenze, i mercati, i gusti della gente, non solo in Italia ma anche in Europa, riuscendo a esportare e a coniugare una lunga tradizione dolciaria con le esigenze di mercati molto diversi, mantenendo il gusto per la tradizione siciliana, per la lavorazione delle mandorle, del miele, dei prodotti locali e favorendo ad oggi l'espansione di un prodotto che da qui, un piccolo paesino di 5.000 abitanti che è Assoro, si sposta in varie regioni europee, ma anche oltreoceano. Per esempio in America abbiamo degli affezionatissimi clienti che ci chiedono i nostri prodotti. Un valore principale nella nostra azienda è la scelta delle materie prime. È importantissima perché ogni materia prima rappresenta il nucleo centrale di ogni prodotto, per cui molta parte del nostro lavoro è proprio nella selezione delle materie prime, che poi vengono lavorate a mano ancora in una modalità che mantiene un rapporto diretto con ogni singolo prodotto, consentendo un'artigianalità che è il punto di forza di questo prodotto. La nostra produzione vanta una vastità di prodotti per odori, colori e anche qualità differenti. Il packaging è un altro elemento importante del nostro lavoro perché deve avere un impatto ambientale basso, deve consentire la visibilità del prodotto e quindi il prodotto deve essere trasparente, osservabile e deve consentire anche che si mantenga attraverso un rapporto qualitativo sempre uguale nel tempo della sua shelf life. L'azienda oggi si affaccia alla sua quarta generazione. Io sono Sibilla Giangreco e rappresento la terza in realtà, perché oggi ho mia nipote che collabora con me ed è molto bello vedere come da mio nonno a mio padre, a me e a mia nipote sia passata una realtà che rappresenta ormai non solo un riconoscimento anche distintivo di questo territorio che ci conosce bene, che collabora con noi a tanti livelli, che scegliamo di privilegiare anche nelle scelte degli acquisti, quando possiamo privilegiare un'azienda locale per ogni tipo di materia prima che utilizziamo e per ogni processo che andiamo a mettere in atto, lo facciamo sempre. Il chilometro zero è davvero difficile oggi, però tutto quello che ci può consentire di favorire un rapporto diretto col territorio dove siamo è per noi appunto una scelta prioritaria. E questo per me è anche motivo d'orgoglio, in quanto stare oggi in Sicilia a rappresentare un'azienda familiare di così lunga tradizione penso sia uno degli elementi che rendono questo lavoro, più che un lavoro, una grande passione.